Eccoci qua, contenti come sempre di partecipare Di insieme a essere voi qui a con questa voi. meravigliosa trasmissione che la gente ci segue a pie Vero. pari, a pie A pie pari, pari, a vai, è pie vero, pari, vero. a pie pari, a pie pari. Bene, Allora, ti posso fare una domanda? dai, Ma non prima di aver salutato te che mi segui, mi prego. non se lo E anche scorda, te, e anche ragazzi, te, e non se anche lo te, scorda. nella camera dell'artrosi cervicale. Sì, e poi, prego, non se lo scorda. Amica! E poi Ecco. chi ci toglie dai malanni? Sì, Lo sì, zio Gianni. lo zio Gianni, lo Ecco. zio Gianni. Ti posso fare Allora, una domanda? dai, Tu sai che cos'è la formica? la formica è un materiale, come si può definire? No, la formica è un insetto. Ragazzi, ma veramente, cioè, ma proprio è uno spirito di patate. Brava, proprio, perché ci ho veramente. portato io. Io Ma ti ho che ci ho preso, portato? t'ho Mi hai preso il portato? subconscio, Sì, capito? Il subconscio. subconscio. Va bene, sì. Vabbè, ti piace andare sott'acqua? E allora tu c'hai il subconscio, capito? Esattamente, perché va sott'acqua. Vabbè, allora ti ho portato a dire il titolo della puntata. Sì. Che sarà Spirito di patate. Spirito di patate. Lo sai perché si diceva spirito di No, patate? non ho idea, non Niente, lo so. per cui andiamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, oggi faremo ricette con questo meraviglioso tubero. Bene, sì. Cos'è il tubero? Quello. Dove passa l'acquero? Il tubero. Oggi è proprio spirito di patate, la patata, parola esatto, giusta. la patata, giusto. Allora, noi abbiamo pulito queste patate per Sì. bene, perché andremo a fare delle patate che è una ricetta veramente... Non si sa chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta. Patate al limone. Patate al limone? Patate al Dai, limone, non l'ho mai davvero, con sentito. tutti Patate al questi ingredienti limone, che vedi. ottimo. E poi faremo il Danubio. Cos'è Il Danubio, il fiume. Deriva il nome dal fiume, ma tu lo sai il Danubio qual è? Il Danubio che cos'è? Danubio Nasce blu. in Germania, ma che è? facendo, ragazzi? Questa è la musica del Danubio, il Danubio blu, ok, vabbè. che lo fanno al concerto di Capodanno. No, com'è? che dovevi fare una ballata così. Così, dai. Vabbè, allora. E però il Danubio che cos'è? Sono delle briochine che vengono messe tutte insieme ed è un dolce, ma noi lo faremo salato. Lo faremo salato, bene, questo quindi una impasto che variante. voi vedete, sì. Mamma, guarda come soffice Ma non questo è solo impasto. farina, No. perché per rispettare la puntata abbiamo messo anche la patata. La qua. patata, come l'hai messa? Impastato con la patata e la farina. E quindi la Il patata cotta, no? Lievito, Come? zucchero, sale, tutto quanto. Ora vi faccio vedere come avviene la preparazione del Danubio. Ottimo. E noi abbiamo detto che lo facciamo salato. Prendiamo this butter. This butter is butter. Sa come questo burro? Com'è? Infuso? Fuso. Siamo Ma le andati. indovina tutte, le indovina. Mamma mia, va Le bene. indovina tutte. E facciamo così. E facciamo così. E poi così, Bene. e poi così. Questo lo appoggiamo qua, ci prendiamo un pochino di faran, così, l'abbiamo messata e andiamo a girare nella faran questo prodotto. E voilà, questo ci serve Ecco. per lo spolvero, questo lo mettiamo qua, un po' di spolvero qui così, e guarda che facciamo. Che facciamo? Prendiamo questa qui, Sì. la mozzarella che tu gentilmente me la dovresti tagliare a pezzetti. Come la vuoi fatta? A brunoise, a mirepoix, Mirepoix. a muzzum, come la vuoi fatta? Mirepoix. A mirepoix? Sì. Ormai qua si parla con termini scientifici. Quindi a pezzettini. E voglio allora, dire. poi vi dico l'impasto come Mirepoix viene a fatto pezzettini, sempre, ragazzi, lo andrete a mirepoix a vedere a fine trasmissione. Lo fa apposta. E prendiamo un per poco di confondere. prosciutto, lo È come la mettiamo reazione qua. di Maillard. Si è bruciato. Però ci dobbiamo sbrigare, se no la gente dice che stanno facendo? Ok, non mangiare, non mangiare, no. Aspetta, guarda, la metto così, Sì. maniera da fare, un taglio solo. Brava. E ora a pezzetti. Aspetta, eh. Ah, ecco, bravo. Un po' più grandi, un po' più Un po' più grandi. grandi? Sì. Ecco fatto, va bene. Ecco. Mentre tu hai fatto questo, io vado facendo questo, va bene? E questo lo rifaccio. Faccio anche Altro che questo. buonanotte, vedi proprio. Senti, me l'hai suggerito tu? Sì, ma mi repera un po' più grande, però tu lo sai, non c'è bisogno che te lo dico. Ecco. E guarda che facciamo. E mettiamo questo. L'impasto me l'hai tolto, così Stavo non facendo lavoro qui, stavo più. lavorando. Esatto. Lo metti sul mio piano di lavoro. Facciamo questo, vedi? Apriamo l'impasto così, prendiamo... Ah, ma che pochino carino, di guarda, ma prosciutto. che cos'è? Questa è tipo una bombetta? Brava.
giusto? Mettiamo questo. O no? Sì, chiudiamo. E come si chiama? Come l'hai chiamato tu? Questo si chiama Danubio. Un Danubio. Una torta di bombette, ragazzi. Potete andare al panificio, prenderne una quindicina e metterle tutte lì e dire ho fatto il Danubio. Esatto. Aspetta. Ho seguito la ricetta di Totino, arrivano i vostri mariti e dite guarda amore, ho fatto il Danubio. E ci sono le bombette del panificio messe lì. Così te le fai fare prima e dici amore, ho fatto Vabbè. il Danubio. Poi il marito dice cara, che siamo a casa oggi che è domenica, me lo fai il Danubio? Telefonate, ragazzi. Ed è chiuso il panificio. Che Di vai? domenica? Amore no. Perché no, Mi sento Gioia? stanca. Ma mi è piaciuto tantissimo. Mi vuoi togliere questo preo? Amore, Dai. guarda, mi mancano le patate, non lo posso Le fare. patate le ho prese, le ho prese. Le ho prese. Mi manca il prosciutto. E l'ho preso, l'ho preso. Allora ragazzi, comprate le bombette, ve le congelate. All'occorrenza le scongelate e il Danubio è E fatto. poi il marito vedi? ti dice scusa cara, mi fai vedere come si fanno queste bombette? Vabbè, il marito, ragazzi, che lo cambiate voglio marito, imparare. basta. A quel punto Ah Gesù, Gesù. cambiate marito, ragazzi. Mi sembra un po' Gesù, pesante Gesù. questo marito, sinceramente. È vero? Sì. Cosa vuoi dirmi? Cosa vuoi dirmi? Dimmelo, 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 dimmelo. No, me lo puoi dire, dimmelo, per favore, dai. Ti prego, dimmelo. No, ho un dubbio sul Danubio. Questo va per caso in forno a 180 gradi per 20 minuti? Esatto. E questo è il No, dubbio? un po'. Questo va a 200 per circa 20 minuti. No, tu cambi troppo le carte in tavola, ragazzi. Ma pur di Cambi, non cambi. darti- Adesso è sempre 200 pur di non gradi. darti Prima era sempre soddisfazione. 180 gradi, ogni cosa. Ma pur di non darti soddisfazione. No, ragazzi, questa è il la- Danubio, vi ho risolto il dubbio. 180 gradi, 20 minuti, è la soluzione della vita. Bravo. Viva vedi? Santa Rita. Quante ce ne vogliono bombette? Fammi vedere, una ventina? E quelle che corrono. Questo impasto, quindi alla fine della puntata poi ce lo spieghi, giusto? No, l'impasto ve lo spiego adesso. Dovete fare un impasto come se doveste fare una pizza, per cui lievitato, e l'abbiamo fatto tante volte, io poi ve lo dirò. E qui aggiungere delle patate schiacciate, bene? Lesse prima, quindi. Prima lesse fatte. Se le hai lesse così te le impari a memoria. Se io lessi, tu le gesti e gli lessi. La patata penso deve essere cotta, no? Certo, certo. Patata bollita proprio, che ti fa questo, non so chiedimi qua, capito? E che fa? Che fa? Dà un sapore... No, è con la patata, anziché con sola... Ma abbiamo giustificato per usare la patata, capito? Che ci metto? La patata. Esatto, abbiamo giustificato il modo di operare. Chiaramente questi residui li andremo a utilizzare. Bravo. Come vedi, Desiree, quest'ultimo pezzetto di prosciutto, questa mozzarella che è rimasta, andiamo a chiudere Ed è l'ultima. e abbiamo formato la nostra Danubio. Questo lo mettiamo qui, ok? Vedi? Ecco. Questa composizione. A questo Molto punto carina. cosa facciamo? Non lo so, Andiamo brillantiamo? a brillantare il tutto. Brillantiamo il tutto. Così. Bravo. Grazie. E mentre brillantiamo, Diamo. sai che ti dico? Diamo consigli per i consigli. Torniamo tra poco, ragazzi. Tra un tubero e l'altro andiamo ai consigli per i consigli. A tra poco. A tra poco. Con permesso. Eccoci qua. Rieccoci. Siamo di nuovo qua, la gente non se n'è andata, è sempre lì che ci segue. E adesso a questo punto ti faccio vedere, facciamo le patate al limone. Al limone. Capito? Bene. Iniziamo col tagliare le patate rigorosamente con la buccia. Bene, belle, con la buccia. Rigorosamente. Sì. Prendiamo un coltello taglio. d'affettazione e facciamo 1 e 2. Così a spicchi grossi, giusto? Sì. E 2. 1 e 2. E 2. Ecco. Puoi farlo tu e io? Ma no, No, dai. fallo tu, dai. Lo faccio io? No, Un dico altro Totino, coltello? fallo tu. No, abbiamo finito, dai. Non si vuole sporcare, capito?
Ma con quello non lo fai, con questo ti viene male. Ci sono 100.000 coltelli adatti. Ecco, va bene, brava. E 2. Uno. Ora ci vuole semplificata la patata. Ecco qua. Perfetto. È tutto contro di me in questa cucina, tutto contro di me. Prendiamo una piccola bowl. La vasca da bagno. Esatto. E mettiamo le patate qui, così. Così. Così, così. Così, così. Ecco. E così. È così. E iniziamo a preparare il condimento di Vai. queste meravigliose patate che abbiamo detto che sono al limone, ma noi facciamo. Trituriamo del rosmarino abbondante. Bene. Vedi, è vivo vivo, scappa, guarda, vedi? Vivo vivo, vivo vivo. Ecco qua. Ci siamo quasi. Eccolo. Eccolo. Poi Poi ho fatto questo abbiamo fatto. poi prendiamo the basil e lo andiamo a macinare pure questo e lo mettiamo qua. Poi prendiamo questi meravigliosi cipollotti Belli. e li andiamo ad affettamentare in questo modulo. Ti è piaciuto questo modulo? Sì. In quest'altro modulo. Poi prendiamo questo bel timo Sì. e lo smiciniamo così, qua in mezzo a questo, mentre il resto facciamo così. Così. Lo facciamo andare in the potato, Là, così. in the potato, senza timore. Senza il timo, senza timore si Il mette. timo si mette senza timore. Poi abbiamo Bene. delle foglie di salvia secchette e le andiamo pure queste a macinare. Prendi quel timo, mettilo pure dentro, E lo smacinalo. smacino così? Sì, come ti ho fatto vedere adesso. L'albero no, è chiaro. Questo lo devo togliere? Eh sì, l'albero sì, perché no, ma anche perché può crescere nello stomaco, crea problemi. Anche tu hai buttato un po' di alberi, sì, guarda. vabbè. This is dragon, Bene, metti. dragon, Mhm. the Semi di finocchio? semi di finocchio o cosiddetto finocchio ingranato, Sì, che come vedi io lo sto rompendo, bravo. perché voglio che mi dia un bel sapore, che me lo deve cedere proprio. Così, dopo che abbiamo fatto questo lavoro, facciamo Sì, mettiamo così tutto lì. e buttiamo tutto dentro, Bene, così. Senti i quindi un profumi insieme di profumi, di aromi, un po' di tutto. abbiamo L'olio. messo. L'olio, e mettiamo dell'olio un po' abbondante. Abbondante. Salt, eccolo. ho bisogno di te, ho bisogno di te. Me lo sentivo, ragazzi, che c'era il pepe qua. E guarda cosa andiamo a Il mettere. limone, succo di limone proprio. Succo di limone. Ah, In questo bellissima. Ok, Marisa. Marisa, E andiamo di mescolamento. a mescolare. Vorrei che tu ti facessi Vai. portavoce Sì, e testimone di questo profumo, per favore. non si sente niente. Non è vero. Cambio portavoce, Non è vero, no, sono molto aromatiche, è vero. è vero? Tanto non ti posso assaggiare più niente. Quindi andiamo Ora a guarda, faremo mescolare. un'operazione strana. Sì, Vedi questo sacchetto? sì, Andremo a prendere le patate. sì. Mi dai il cucchiaione? Questo, quello là? Questo, quello là. Questo qua. Questo, quello là. Ne stiamo mettendo una parte da parte per congelarle. No! Perché mio marito dice
Hai le patate quelle, amore, che mi piacevano tanto, quelle là Esatto. al Dove limone? E ce l'avete pronte, ragazzi, scongelate. Ecco qua. Adesso Desi me lo tieni un attimo Sì, aperto. Questo lo posiamo. infatti per pollo e saccoccio. Esatto, prendiamo la marisa. Ecco qua. Ok, questo lo posiamo. Adesso cos'è che dobbiamo fare? Dopo che l'abbiamo insacchettato, lo dobbiamo fare riposare almeno un paio di ore. Così, sottovuoto, No, non è sottovuoto, puoi farlo anche sottovuoto, non c'è bisogno. sotto sacchetto. Capito? Così. Poi prendiamo la teglia, Sì. una volta che l'abbiamo fatto riposare, e lo andiamo a sistemare in this way. Quindi questo è già riposato, giusto? Sì, non lo vedi? Stanno dormendo. Quanto deve riposare? Io ti ho detto 1-2 orette. 1 o 2 orette. Gli fa bene. In proprio. frigorifero? Sì, le metti in frigo. Così. E poi. Bene. Allora, via sulla teglia. Così. Lo sapete già, signore. In forno 20 minuti, 180 gradi. No, errore. No? Sbagliato? Sì. In forno circa 40 minuti eh. a 200 gradi. Ecco. Però, siccome non so che forno avete, molto dipende pure dal tipo di patata, controllate sempre. Va bene? E Ci questo, siamo. Ci siamo. Ecco qua. Ecco qua. Sistemiamo questo. 200 gradi una quarantina di minuti, però sempre le controlliamo. abbiamo Dobbiamo controllarle sempre. detto. Ok. Metto queste in the forno. Metti queste in forno. In the forno. E nel frattempo l'altra ricetta a che punto è? E l'altra ricetta sta cucinando. Una bella puliziata e E riprendiamo. siamo pronti. Abbiamo pulito Pronti? tutto quanto, possiamo uscire. Quel bel Danubio Bello. con le patate al limone. Dai, vai. Ecco, il bel Danubio e queste patate al Danubio, limone così. che tu non le conosci. Poetico. Non le hai mai mangiate le patate No, al limone, vero? no, fammele Allora, provare. Te le faccio provare. Sì. E allora, E fuori allora, le patate al limone. eccole, Eccole qua. Mi daresti una spruzzatina di oil? un po' di olio Olive oil? Ok. E ho bisogno di te. e un po' di pepe, ragazzi. Perfetto. ecco. E questo primo piatto. È andata. Poi usciamo il Danubio Vai, esci con il la musica. Danubio. Quella. Ecco. Vediamo com'è Bene, quindi un mix di bombette insieme del Danubio. formano una torta. Con l'impasto farina e patate, Bene, il lievito. E ora passiamo all'assaggio. assaggiamo, dai. Assaggiamo. Prendiamo 2 dish carré. Mi dai 2 cucchiai, per 2 favore? cucchiai, a te. Grazie. E va bene. E ti do questo di qua, guarda. E ti faccio assaggiare un bocconcino. Così. Ecco. Vai col bocconcino. Pronti? Pronti, via. Attenta se è caldo. Secondo me è caldo. È caldo? È troppo? Vuoi che assaggi prima le patate? Assaggia, dai. Questa consistenza patatosa la senti? Senti? Buono. Perfetto. Non avevo nessun dubbio. Uno mio. Sul Danubio. Sul Danubio non c'ho nessun dubbio. Allora non avevi nessun Danubio. Io direi passiamo direttamente alle patate. Passiamo alle patate, dai. Perfetto. Mentre tu finisci, mai che una volta hai detto. E ti voglio far assaggiare queste patate al limone. E tu dirai, ma le patate al limone, ma è possibile mai? Ok. Ah! Dai, dai, dai. Ancora sto mangiando. Sentimi queste patate al limone. Croccanti fuori, perché il limone rende così, e morbide dentro. Senti. Che mi dici di questo connubio?
di patate con limone. Molto buone. Bravo. E vi salutiamo, con questo vi salutiamo. Arrivederci. A tra poco, a tra poco? No, domani? la prossima A domani, puntata. a domani. A domani. Patate al limone, 1 chilo di patate, un limone, succo, uno spicchio d'aglio, una cipolla, rosmarino, salvia, olio evo, sale e pepe quanto basta. Danubio di patate, 500 g di patate, 500 g di farina zero, 50 g di lievito di birra, 10 g di sale, 50 g di olio evo, 50 g di zucchero, 350 g di acqua, per il ripieno 300 g di mozzarella, 300 g di prosciutto cotto.